La Fiera del Soco 2021 si farà? Ma entro fine maggio sicuramente potremo essere precisi nel dire se si può fare qualcosa almeno, ecco, almeno questo. Possiamo parlare di un'edizione ridotta eventualmente? In questo momento non possiamo parlare proprio di nessuna edizione. Noi speriamo di riuscire a mettere in campo qualcosa, ma in questo momento qua assolutamente dobbiamo dire di no. Dunque, la tradizionale Fiera del Soco di Grisignano di Zocco, per il secondo anno consecutivo della sua storia, molto probabilmente non si farà. Troppe le variabili e le incertezze ancora in gioco. Partire con una gestione e poi magari trovarci a ridosso con un niet, si può fare a metà, si può fare magari in parte, voi capite che insomma sarebbero costi importanti, per cui stiamo ancora ragionando, speriamo a breve di essere un po' più illuminati e allora saremo più precisi. A Cornedo Vicentino invece l'esordio oggi di un mercatino del collezionismo e del vintage che si ripeterà ogni secondo sabato del mese. Una trentina di espositori che esporranno un po' tutto il materiale da collezione, dai giocattoli, gli orologi, i gioielli, giocattoli in legno, chi più ne ha più ne metta. A Chiampo si lavora per allestire in sicurezza la 60ª edizione della Festa della Ciliegia d'Urona, che tradizionalmente si svolge la seconda settimana di giugno. Non sarà certamente la festa degli anni buoni, con tutte appunto le attrazioni, con gli spettacoli in pubblico. Si cercherà però di fare un qualche cosa in più rispetto allo scorso anno. Vogliamo dare questo segnale di apertura, è un segnale di vita che si vuol dare attraverso la festa di ciliegie, che per noi simbolicamente speriamo possa, diciamo, essere l'inizio della fine vera della pandemia.